in compagnia del mister della rotelistica Ilea Guidi, partita tranquilla, ma diciamo avete mascherato bene un avversario tosto. Sì, partita tranquilla, siamo stati bravi a riuscire a renderla tale e abbiamo impostato subito un buon ritmo, siamo riusciti poi a mantenere anche nel momento di equilibrio una certa continuità, abbiamo fatto gol alla fine del primo tempo e poi dopo siamo riusciti a prendere il largo, siamo abbastanza soddisfatti. Stasera ho visto, diversamente dalle altre volte, una squadra più compatta, più coesa, più squadra. Sì, diciamo che siamo riusciti dopo diversi mesi a riuscire a rifare un paio di allenamenti al completo e questo sicuramente ci ha aiutato. Siamo secondi in classifica, direi che a questo punto della stagione i playoff sono ormai alla portata. Beh, quello non lo so ancora, c'è da vedere la classifica, so che intanto comunque noi giochiamo partita per partita, quindi nel senso se arrivano bene, se non arrivano è lo stesso, noi cerchiamo di migliorare giorno per giorno, settimana dopo settimana e vediamo quello che succede. Purtroppo, come ho già detto diverse volte, la nostra non è una realtà professionistica, al contrario di altre che stanno affrontando questo campionato, hanno un approccio differente al nostro e noi cerchiamo di difenderci come possiamo, ecco.